All'ere un uomo de mon di Efraim, calveve non Miche, e dise a Somari, che i 1100 siglos darint, che tai vevi strafuiz, e che tu vevis dade une maludizione in merit, che tu vevis dite sulla me muse, po ben, che i bes veiu chi, t'avevi ciolzio. Somari dise, che il Signore al benedissi il mio frutto. Lui i tornà i 1100 siglos a Somari, e i dise, i vevi avozat che sbes al Signor par mio fi, par fan une statue lavorade o un dio di metal fondut, ma cumò tal doi a ti. Lui però i tornà i bez e Somari. Allora e Somari e ciolè 200 siglos darint e i consegnà ad un fonditor che al fasè une statue tutte lavorate e un dio di metal fondut e io placarinte ciase di Miche. Quest om, Miche, aveva un santuari, al fasè un efod e un pos di terafin e idè l'investidure ad un sofì che i fases di predi. In che volte non diere re in Israel, ognuno al faseve c'è chi pareve. All'ere un fantà di Betlem in Giude, de tribù di Giude, caliere Levit e aere a sta la di forest. Quest'om alla sala città di Betlem in Giude, parla sta la cacciatave. Strade fasint all'arrivà sulla mon di Efraim, te ciase di Miche. Miche gli domandà, «D'ontri vens tu?» «O soi un Levi di Betlem in Giude», e rispondè che l'altri. «E o voi in denant cirint tu là poiami». Disse al Miche, «Reste chi di me, tu saras per me un pari e un predi, e ti darai 10 siglos darint ad an, la montura e la spese». Il Levit alla città di restà con Chistomb, e il zovenut al fo par lui tan che un fi. Miche idè l'investiture di Levit, il zovin al diventà il sopredi, e al restà te ciase di Miche. «Cumomo», disse il Michel, «o soi sicur che il Signor mi darà fortune, che ho hai chest Levit, che mi fas di predi».